Ciao a tutti, sono Elena Roppa, Movimento Turismo del Vino. Siamo qui allo stand della Camera di Commercio del Friuli Venezia Giulia. Sono qui con Omer Londero della Camera di Commercio di Udine. È un momento molto importante anche per la promozione della guida ai vini del Friuli Venezia Giulia, vero Omar? Sì, buongiorno. In effetti la guida ai vini del Friuli Venezia Giulia, editata dalle 4 Camere di Commercio con la sponsorizzazione e il patrocinio della Banca Popolare Friuladria, ha un momento di promozione che raggiunge l'apice proprio qui al Vinitaly. Al Vinitaly, dove noi la distribuiamo ai giornalisti, la distribuiamo ai ristoranti, agli enotecari, ovviamente anche al pubblico presente, anche grazie a questo gadget molto pratico che è il shopping bag, che oramai viene distribuito e lo si vede in tutti i padiglioni ed è un gadget molto, molto richiesto. Peraltro la guida, che contiene 254 aziende, ricordiamolo, nella passata edizione, adesso è proprio partita la campagna di adesioni per la nuova edizione, quella del 2010. Sarà la nona che facciamo insieme a tutte le camere di commercio della regione e prossimo appuntamento in cui verrà distribuita la guida, oltre che essere reperita all'interno della Camera di Commercio di Udine, sarà proprio Cantina Aperta. Il Movimento Turismo del Vino, ribadiamolo, ha scritto anche l'anno scorso un bel pezzo importante su quella che è la cultura del vino, di come ci si approccia al vino, come si tiene un calice in mano. Sono queste le domande che i fruitori della guida si fanno. Ti ringrazio Omar, è sempre piacevole questa collaborazione a Cantine Aperte e le nostre aziende ne sono orgogliose. Ti ringrazio, ciao.